annunciata precedentemente e dall'insegna della quale non mi sono candidata. Perciò, solo per questo ho accettato di candidarmi. Mi piaceva il paese che cresceva, una Santa Anastasia moderna e all'avanguardia, progetti, spazi, lungimiranza politica ed amministrativa che risultano essere inconfutabili. Mi considero, insieme agli altri esponenti della politica locale, come l'ex vice sindaco Armando Di Berna, l'assessore Lucia Barra, il capo Stato Ciro Paone, una diretta espressione di quel modo di fare politica e di amministrare. Ma dopo le ultimissime vicende che ci hanno travolti e che hanno trovato la loro conclusione lacrime nelle dimissioni di Armando Di Berna, considerando anche le motivazioni che hanno portato a ciò, replico se è stato tradito il progetto iniziale. E non mi replico, non mi posso rifiutare parte di questo modo di amministrare. Ma soprattutto non sono parte integrante, anzi parte di questa maggioranza. Sento la necessità di discostarmi da questo modo di amministrare. Sono preoccupatissima per una fase di rallentamento che vedo. Ricordo del resto che l'assessore Di Berna, la vice sindaco, ha più volte ripetuto, invocando un'accelerata. Ricordo perché ero presente alle riunioni di maggioranza quando l'assessore si lamentava del fatto che la macchina amministrativa fosse lenta. C'ero io, l'ho sentito, e c'erano altri consiglieri. E non seguiva gli indirizzi politici per contrasti. Si lamentava contrasti per quello che può riguardare gli input da dare anche agli uffici, perché gli uffici devono seguire. Si lamentava di dispetti e dell'immobilismo. Abbiamo visto più volte una spinta nell'attuazione del programma elettorale, chiesto cambiamenti invocando tavoli tecnici, spronando a non perdere occasioni importanti, ma tutto e solo tutto nel bene di Santa Anastasia. Una continua lotta, soprattutto contro gli stessi. Non ultima come emblematica discussione, non io ma altri consiglieri assessori più presenti hanno assistito all'ennesimo incontro-scontro in cui Di Berna ammoniva il sindaco a fare di più, accelerare gli interventi nel paese, prima di annunciare le sue dimissioni. Insomma, qui da noi, al di là di ogni possibile spiegazione, la scelta di staccarsi da un modo di fare politica, e poi la stessa scelta che motivava anche l'ex vice sindaco, è data dall'impossibilità di poter lavorare, come meglio si chiede, un quadro lucido di un'esperienza di governo che poteva culminare solo staccandoci. La decisione scaturisce dall'acquisita consapevolezza dell'impossibilità di portare a compimento il lavoro, ma soprattutto la promessa che io ho fatto, che noi abbiamo fatto nei confronti della cittadinanza. L'assessore Barra, capo Stato Paone, consapevoli delle difficoltà, hanno manifestato l'esigenza di cambiamento. Il cambiamento poteva essere anche un passo delle deleghe. Deleghe più ma bisogna dire. Il vice sindaco Di Berna, con dimostrata lealtà, ha accettato di dimettersi da consigliere comunale, denunciando un ruolo ipertutelato, per mettere la sua dimostrata competenza al servizio dell'amministrazione e ancora di più del paese, ma ha dovuto dimettersi perché mortificato e sempre ostacolato dall'inspiegabile e reiterata attitudine dell'amministrazione a non programmare. Nessuno si ha posto in termini competitivi perché la competizione non ci interessa, ma solo complementare, come complementare deve essere questa amministrazione alla precedente, per intenti, struttura, modi di fare servizio, ma così non è stato. Un anno di non politica, un anno di silenzio, ma la cosa che più mi pesa è che sia stato dilapidato un patrimonio umano, un patrimonio di risorse umane. A parte essere realizzato, bisogna essere una bella discussione su quello che è successo, ma queste ma tutte, cioè questo nefasto discorso di chi sta vedendo un mondo, penso che non si avverte questo. Se c'è qualcosa che non va, si rimane, si dà una mano, si rimane e si dà una mano. Questo è il modo di fare. Poi su queste cose, su queste, che non si trovano con dei funzionari, con dei dipendenti, io non ho su questi ostacoli, su questi problemi. Non li vedo, non li ho visti, qualcosa abbiamo fatto per lui. Qualcosina abbiamo fatto per lui, ve lo dimostrerò con i fatti di quello che abbiamo fatto bene e quello che faremo. E poi vedete, se la macchina va e pulisce così o no.
controllo, ho fatto una, per dire, non l'ho fatto sempre così, non ho fatto. Cioè questo è il livello di ordine, io non ci devo fare, non è c'è, tutti i consigli di controllo sulla opera degli assessori della macchina amministrativa. Io ho fatto una cortesia alla consigliere Zucconi per quanto riguarda il ritardo però dai benissimo che abbiamo fatto nulla di discussione politica. Siamo d'accordo, però se hanno la possibilità di esprimersi, devi darci anche la possibilità di poter dire qualche parola su questo nuovo. Però non tutto il 2 minuti, però senza mandare l'elemento accademico, il ragionamento filosofico, senza concretezza. sarò conciso e breve. Una cosa molto semplice, allora, la consigliera Zucconi, che è arrivata sicuramente per motivi personali in ritardo in aula, dopo la discussione, appunto perché c'è stata una discussione di oltre un'ora sulle questioni politico-amministrative, dichiara qui in aula pubblicamente che si dissocia da quello che è il moderato della maggioranza a vita. Allora ci viene da chiedere, penso di interpretare un po' il pensiero di tutti i colleghi di opposizione, ma passa all'opposizione o per coerenza con quello che ha detto si dimette dalla carica di consiglio comunale? Perché noi dopo delle dichiarazioni del genere, è vero che sono cose interne alla maggioranza, però visto che vengono esplicitate in maniera pubblica in consiglio comunale, noi chiediamo al consigliere Zucconi se da ora o dal prossimo civico consesso si verrà a sedere nei banchi di opposizione o per coerenza con quello che ha detto si dimette. Grazie. Allora, io le faccio una premessa perché sono seguita a qualcuno. Devo andare troppo di fretta stasera perché visto che già della discussione politica c'è la consigliera rivista che un po' di questo sulla discussione politica ed è giusto che risponda alle domande, ma anche l'altra volta la consigliera di Timone era venuta nei banchi della maggioranza. Io ringrazio sempre il Presidente della Naviga, scusami, ma stavo parlando un momento prima io perché devo rispondere a Maria e non mi perdoni, perché volevo difendere la discussione che facesti tu perché fu ammirevole e mi sorprendo di come una persona dopo 5 anni che segue la politica non si ricorda la stessa discussione. Non penso che dobbiamo stare qua a parlare anzi prendo esempio la tua, scusa, prendo esempio la discussione che facesti perché sto molto attento in consiglio comunale. Non penso che sia questa la sede ancora per fare la differenza di sta sento a destra e a sinistra tra progressisti e chi all'avanguardia. Io non mi dimetto, io ho portato un programma elettorale e nel rispetto di quel programma elettorale io posso seduta. Che non condividi più però. No, io ho detto che non condivido, io non ho detto che non condivido il programma elettorale, io non ho detto che non condivido il programma elettorale, non condivido il modo di amministrare perché non è stato rispettato il programma elettorale, si va a sentire la registrazione. Ha maggior ragione, Lei vuole fare una discussione capziosa e si va a sentire le registrazioni. Io soltanto ho ascoltato quello che lei ha affermato pubblicamente in aula e le ho fatto solo capziosa. Lo ha detto lei nella registrazione e io le ho fatto semplicemente una domanda dopo le affermazioni pubbliche che ha fatto, se da questo momento in poi, indipendentemente da dove si siede, perché può essere relativo, ritornando per esempio della dottoressa Desmone di quando si è dissociata dall'operato e dalla giunta Esposito, se lei da questo momento si ritiene, visto che non le piace il modo in cui la giunta che le ha dato la possibilità di entrare in consiglio comunale e quindi la coalizione che lei ha sostenuto e con la quale si è candidato di sedersi in questo civico contesto, se da questo momento lei passa con confusione o
ha, diciamo, l'intenzione di dimettersi. La mia è una domanda legittima su quello che lei ha dichiarato in aula, non è nessuna dichiarazione capuziosa. Però, dato che lei queste dichiarazioni le fa qui e pubblicamente, è giusto che il Consiglio Comunale sia reso edotto in base a quello, come la consigliera De Simone 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, quando si è dissociata dalla Giunta Esposito, ha fatto una relazione al Consiglio Comunale e votava contro tutti i provvedimenti della Giunta Esposito, bilancio compreso, Anna Vita mi correggerà se sto sbagliando. Io faccio in maniera squisitamente politica e non strumentale la stessa domanda, perché è giusto che sia il Consiglio Comunale, ma soprattutto i cittadini che hanno votato una certa compagine di governo per far sì che Sant'Anastasia venisse amministrata in continuità, e questo lo avete detto voi, con un determinato progetto politico amministrativo. Quindi vuol dire che da questa sera le cose, anche se in minima parte, perché si tratta di un unico consigliere comunale, perché a quanto pare tutti gli altri restano al proprio posto, ma un qualcosa all'interno della maggioranza che ha portato il sindaco Bene alla vittoria delle elezioni cambia, ed è normale che questo faccia parte della discussione politica, visto che è stata lei che ha sollevato la questione. Io non sto facendo nessun intervento capazioso, sto facendo un intervento che ritengo, scusatemi, non voglio essere reduto, ma squisitamente politico e attinente a quelle che sono state le sue dichiarazioni. Grazie. Consigliere Mariello, io ritenevo di aver già risposto in maniera esaustiva. Non voglio dire, erano chiare le mie lettere, secondo me la sua giustamente le ha fatto una domanda, e io la ritenevo addirittura su questo. Le domande sono sempre legittimate. Stiamo continuando. Chiuso a chiedere. Sempre per curiosità. A chiedere una domanda da fare per il vantaggio non è poi la chi ha ruoli di spicco intorno al sindaco. Per una maggiore programmazione, come anche abbiamo avuto dei problemi a livello di programmazione, anche con un regolamento, mi ricordo, di fondamentale importanza, come quello di fare quest'aria, che all'interno di una programmazione forse doveva venire anche prima di 4 mesi, io ricordo male. come c'era la programmazione appoggio? No Mario, non la giunta Mario, stai conferendo il ruoli. Io mi riferisco ai consiglieri, non alla giunta. E ad alcuni altri elementi della vita. Facciamo discorsi uno alla volta, perché il discorso che libero passa diversamente. Io parlo di un programma elettorale, cercare di fare una spinta verso quel programma elettorale. È normale che c'è chi ha cercato di spingere e chi non ha cercato di spingere. Io mi sono confrontata con alcune persone, perché ho fatto 2 commissioni, visto il modo di operare, che sapevo una cosa relativa al regolamento, ma io so che ha spinto in questo senso perché ci ho parlato, sapevo le problematiche. Io anche il giorno del cancellamento della giunta dopo il bilancio, in una riunione di maggioranza dove ci stava, ho chiarito tutto quello che avevo da dire senza nascondere niente. Mi riferivo un'accelerata per l'attuazione, per poter fare atti di impulso, programmare l'anima dell'amministrazione, accelerazione che è stata invocata anche nelle riunioni di maggioranza. Quindi non solo devo dire anche consiglieri per me un ruolo di spicco è fondamentale, i consiglieri devono dare anche impulso all'attuazione della programmazione, ma io mi sono ripetuta in primis al sindaco Mario, perché il sindaco è a capo dell'amministrazione, è lui che dà gli atti di impulso, non puoi decidere tu da solo, un altro da solo. Cioè gli atti traversano attraverso il sindaco decide, perché è a capo delle cose.
La programmazione non c'era, perché la programmazione non c'era da parte degli assessori o da parte dell'amministrazione o meglio della maggioranza. Se guardi gli assessori di appoggiare l'elemento da parte della Trento, chiedo da situazione da più di anni, forse. Se guardi i consigli comunali che non hanno spinta, non si dice che i comunali non hanno spinta. Penso di essere stata chiara e lo ripeto un'altra volta. Io ho parlato di assessori e capistato, persone che sono presenti non alla prima consigliatura, quindi per me parlo di politici abbastanza navigati, che nella continuità e nel progresso che deve essere la continuità hanno cercato di dare una mano accelerata all'attuazione di una serie di atti amministrativi. Questo dicevo. Forse la domanda le vorresti porre. Cioè, l'accelerata va da con gli assessori. E se c'è la frenata, la fai comando il contrario, no? Se c'è un rallentamento che tu vedi, forse tu solo, in maggioranza, può essere il contrario. No, può essere il contrario. Per quello che ho visto io no. Per quello che hai visto tu, per quello che vediamo non è tutto il contrario, perciò abbiamo fatto un'operazione. Ok, andiamo qua. Non mancheranno altre occasioni per fare noi. Chiede telegrafico. Io giusto per chiudere poi, perché faccio parte anche io del gruppo politico del quale ci sono i manifesti presentati. Prima di tutto chiedo a chi ha utilizzato il simbolo senza chiedere, senza confrontarsi con tutti gli altri che stanno nel simbolo, visto che ci sono accuse di clientelismo e altre accuse, se queste accuse siete a conoscenza di qualcosa, lo dica subito qui in modo che anche noi possiamo prendere posizione, o altrimenti si rimandi tutto quello che è stato detto su quel manifesto. Seconda cosa, prendendo un punto della relazione di prima, si è detto che non c'è continuità e che non abbiamo rispettato il programma. Allora, se lei è a conoscenza di qualcosa che abbiamo promesso e che non abbiamo fatto, lo dica subito. Perché si dice, ma io effettivamente i documenti non ho visti, visto che sono stato accusato che anche io faccio parte della giunta, vorrei sapere che cosa è stato promesso e non è stato fatto e chi o quando ha fatto niente. Allora, rispondo alla domanda in primis. Per quello che riguarda il simbolo di alleanza di San Santa Anastasia, per quelle che sono le normative del TUE e le elezioni in generale, quando ci si candida una lista civica, il simbolo non è di utilizzo esclusivo di nessuno, né dei presentatori di cui sto ottenendo, né dei presentatori, né di chiunque sia parte della lista. Quindi chiunque può usare il simbolo. Altra situazione è nella quale ci sia un movimento civico registrato e lì si hanno le stesse normative per quelle che riguardano i marchi e quindi sono usi esclusivi e già questa prima parte l'abbiamo eliminata. Per quello che riguarda il resto risponderò in forma scritta, assessore, perché ci sono tantissime cose che ci sono da dire. Ad oggi ho detto delle cose e rispondo di quello che ho detto questa sede. Per il resto le risponderò. Non mancheranno altre. Passiamo